Salve a tutti, mi chiamo Michele Tomasella, referente per il Friuli Occidentale di Patrie Furlane e sono qui oggi a annunciare che Patrie Furlane ha pubblicato il proprio programma politico in vista delle prossime elezioni regionali in Friuli. Questo documento, questo programma è un elenco dettagliato e argomentato di tutte quelle che sono le soluzioni che Patrie Furlane propone per invertire le sorti del nostro caro e amatissimo Friuli. Ci è stato molto d'aiuto in Patrie porci una domanda, una semplicissima domanda. Come vorremmo che fosse il nostro Friuli nel prossimo futuro? Quali devono essere le condizioni ideali economiche, sociali e territoriali che il Friuli dovrebbe avere subito dopo le elezioni 2020-2021? Ecco che il nostro programma ha un nome, si chiama Progetto Friuli 2020, perché noi di Patrie abbiamo idealmente scattato una fotografia di quello che è il Friuli che vorremmo sia noi che tutti i friulani nel 2020, ma è oggi in questo documento, in questo programma che noi scriviamo gli ingredienti per arrivare ad ottenere quel tipo di regione, quel tipo di Friuli. Ringraziamo tantissimo anche tutte quelle persone che negli ultimi mesi ci hanno aiutato e hanno contribuito assieme a noi a scrivere questo programma, perché la cosa che a Patrie manca è sicuramente la presunzione di conoscere tutto e di sapere naturalmente tutto. Noi ecco che per argomenti quali l'agricoltura ad esempio ci siamo basati su quelle che sono i racconti e le criticità manifestate dagli agricoltori, dai coltivatori, allevatori e produttori, così come nel campo della sicurezza abbiamo ascoltato i consigli di quelli che sono alcuni operatori delle forze dell'ordine, piuttosto che abbiamo ascoltato industriali o commercianti per migliorare relativamente quelli che sono i loro settori. Scuola, sanità e via via tutto il resto, tutto incluso all'interno di questo programma. Noi ringraziamo ad oggi quelle persone che fino adesso ci hanno dato una mano e ringrazieremo chi in futuro, da qui in avanti, continuerà a darci una mano, perché sicuramente oggi Patria esce con il suo programma politico che comunque da qui alle prossime elezioni, è editabile, integrabile e comunque anche migliorabile. Ringrazio di nuovo tutti, buona visione e un saluto.